Ora è in onda Largo ai bambini, educazione e dintorni. Dove c'è un bambino, c'è un'intera società, con Francesca Corbella. Buonasera a tutti. Un chiarimento circa l'uso del simbolo grafico dell'asterisco o dello schwa, quella specie di E rovesciata, nelle comunicazioni ufficiali delle istituzioni scolastiche è stato dato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, che ha diramato in data 21 marzo 2025 la circolare 1784 e grado. Con la presente nota si intende fornire un chiarimento in merito all'impiego che si è potuto rilevare talvolta nelle comunicazioni ufficiali di alcune istituzioni scolastiche del simbolo grafico dell'asterisco o dello schwa, simbolo dell'alfabeto fonetico internazionale, detto IPA, che rappresenta un suono indistinto non presente nella lingua italiana, anche se esistente in alcuni dialetti, dovrebbe credo pronunciarsi una sorta di E. Ci fa molto piacere questa, comunicazione che pone fine o perlomeno intende limitare l'uso smodato dell'asterisco, nell'accezione che abbiamo visto tante volte e tante volte abbiamo anche irriso, come per esempio bambin, amic, tut, quel, eccetera, come se, l'uso dell'asterisco al posto della desinenza maschile o femminile, desinenza di genere, fosse sufficiente a, sradicare, quel residuato, quei residuati di cultura ancora resistente, cultura patriarcale che troviamo in tanti paesi, ma certamente non più in Italia, anche se ogni tanto se ne vedono dei segni ancora, naturalmente, perché, le culture ancestrali son dure a morire. Non è certamente l'asterisco che elimina, l'identificazione di genere nella lingua italiana a, far venir meno appunto quello che è un retaggio, di, antica data. Ma d'altronde, c'è una certa parte politica con tutti i suoi adepti più o meno intelligenti, no, mi riferisco all'intellighenzia, che ritengono che cambiare il nome alle cose sia sostanziale, sia, davvero rivoluzionario. Ebbene, il Ministero dell'Istruzione ha diramato questa circolare partendo da un parere dato niente meno che dall'Accademia della Crusca, che ha avuto modo di precisare, che l'impiego nella comunicazione scritta e istituzionale di segni grafici come gli asterischi al posto delle desinenze o di altri segni estranei alla tradizione ortografica italiana, come appunto questa E rovesciata, non è grammaticalmente corretto, secondo le attuali regole della lingua italiana. Pertanto è stato raccomandato di attenersi alle strutture grammaticali codificate per garantire chiarezza, leggibilità e accessibilità di testi e documenti. In particolare questo parere espresso il 24 settembre del 2021, quindi già da tempo, che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia della Crusca, si afferma che l'asterisco non è utilizzabile in testi di legge, avvisi o comunicazioni pubbliche, dove potrebbe causare sconcerto e incomprensione in molte fasce di utenti, né tantomeno in testi che prevedono la lettura ad alta voce, stante in quest'ultimo caso l'impossibilità della resa fonetica. Per quanto riguarda lo schwa, nello stesso parere si afferma che sul piano grafico il segno per rappresentarlo, quindi una E rovesciata, non è usato come grafema neppure in lingue che, diversamente dall'italiano, hanno lo schwa all'interno del loro sistema fonologico, per cui men che meno nella nostra lingua. Nel parere del 9 marzo 2023, quindi un secondo parere, reso al Comitato Pari Opportunità del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, l'Accademia della Crusca afferma: "Va dunque escluso tassativamente l'asterisco al posto delle desinenze dotate di valore morfologico. Tutti quelli che riceveranno questo messaggio devono applicare". E la stessa cosa vale per lo schwa.
Ancora, nel parere del 10 maggio del 2024, sempre con riferimento all'uso dell'asterisco e dello schwa, l'Accademia afferma, virgolette, che la lingua giuridica e burocratica non sia sede adatta per sperimentazioni innovative che portano alla disomogeneità e compromettono la lineare comprensione dei testi. Certamente se noi inseriamo in un contratto legale un asterisco o uno schwa non andiamo più a capirci un bel niente e diventa ancora più oggetto di interpretazione, o come già sono i testi di legge normalmente. Pertanto, al fine di assicurare correttezza e chiarezza nelle comunicazioni ufficiali, si raccomanda, scrive il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di attenersi alle regole della lingua italiana, che consentono l'utilizzo di soluzioni linguistiche comunque conformi alla tradizione ortografica italiana. Diciamo anche pure che le istituzioni scolastiche si rivolgono ad un pubblico che ancora è nell'apprendimento della lingua, come per esempio in una scuola media, in una scuola elementare e anche in un liceo. E quindi rivolgersi agli studenti mettendo al posto delle desinenze di genere lo schwa o l'asterisco è quanto mai demenziale, e questa mi sembra una bella stoccata che il ministro Valditara, ministro dell'istruzione e del merito, ha dato non per sua volontà, ma per interposta persona dell'Accademia della Crusca, niente meno che, ha dato una bella stoccata a queste maestre ideologizzate che si sono scatenate con l'uso dell'asterisco. Bambin, cari bambin, cari student. Allora, un'altra notizia che arriva dalla scuola è più recente ancora: musica e arte nelle scuole. Nasce l'Orchestra Nazionale della Scuola Italiana. L'annuncio è del ministro Valditara, scrive su orizontescuola.it del 3 aprile il giornalista Andrea Carlino. Il ministro dell'istruzione e del merito, in collaborazione con la Fondazione Uto Ughi, ha organizzato un evento speciale nella Basilica Papale di San Francesco ad Assisi, quindi una cornice importante, dedicato alla promozione della musica classica e dell'arte nelle scuole. Io applaudo con tutta la mia forza a questa iniziativa, perché tante volte mi sono espressa al riguardo che l'unico baluardo contro la bruttura di tante notizie, di tante situazioni critiche che sentiamo nell'attualità e nella cronaca quotidiana l'unico baluardo è costituito dall'arte, che è l'unica arte nel senso di le arti, le diverse arti, che sono le uniche a poter dare una risposta di bellezza e di valore intramontabile alla vita umana, insomma, a quello che è la parte bella della vita umana, e quindi il messaggio ai ragazzi va dato molto fortemente. E quindi è intervenuto il ministro Valditara promuovendo questa iniziativa, in particolare durante questo incontro ha presentato il progetto che si chiama Uto Ughi per i giovani, un percorso formativo che porterà gli studenti nei principali teatri italiani, che sono di per sé delle opere di grandiosa bellezza. Pensate alla Scala, pensate alla Fenice, pensate ai tutti i vari teatri storici italiani, con l'obiettivo di avvicinare gli alunni di ogni ordine e grado alla musica classica, valorizzandone il ruolo educativo e culturale. Per gli appassionati della modernità a tutti i costi, sottolineo che la musica classica non solo ha dato avvio a tutte le musiche, ma non è incompatibile con la musica moderna, è semplicemente un complemento importantissimo dal punto di vista formativo e della cultura, alla musica che poi uno può scegliere come la sua musica preferenziale. Quindi se i giovani sono diciamo normalmente più inclini e più favorevoli alla musica leggera, ciò non toglie che possano anche avere una base culturale di musica classica, se glielo insegniamo noi grandi. Tra le novità più significative, il ministro Valditara ha annunciato la nascita dell'Orchestra Nazionale della Scuola Italiana, un progetto fortemente voluto per valorizzare i talenti dei licei musicali.
e diffondere la cultura musicale. L'orchestra, che debutterà ufficialmente a novembre del 2025, sarà affiancata da orchestre regionali, con l'obiettivo di coinvolgere sempre più ragazzi e avvicinare il pubblico alla bellezza della musica classica. Inoltre, il ministro ha ricordato l'importanza delle nuove indicazioni nazionali per i programmi scolastici, che rafforzeranno l'educazione musicale fin dalla scuola dell'infanzia. Infatti, sono appena state diramate in una bozza che è stata portata all'attenzione di tutti i dirigenti scolastici, me compresa, che l'ho ricevuta anch'io, per raccogliere, ipotesi di proposte, di correzioni, di migliorie. Quindi è stato anche un'operazione che non si era mai visto in precedenza, quella di far uscire un testo, di varare un testo di legge, un testo di indicazioni nazionali, con anche il parere degli operatori sul campo. Quindi ringrazio il ministro Valditara per questa attenzione portata ai docenti e ai dirigenti scolastici. L'evento, organizzato ad Assisi, non per niente una cornice così elevata dal punto di vista della bellezza, dell'atmosfera e della cultura, ha sottolineato il legame tra musica, arte e spiritualità, richiamando le parole di Papa Benedetto XVI e Papa Francesco sull'importanza della musica come linguaggio universale che parla al cuore. Inoltre è stata ricordata una risoluzione parlamentare che invita le scuole a riflettere sugli 800 anni del Cantico delle Creature, opera simbolo della cultura francescana e della civiltà occidentale tutta. Bene, ringrazio il professor Valditara. Ancora, a proposito di scuola, si esprime Daniele Novara. Sapete che io ho una corsia preferenziale verso questo professore, scrittore, pensatore, pedagogista di grandissime vedute, il quale si esprime su un argomento che io ho già trattato in passato. Serve, dice lui, un intervento politico per sostenere economicamente le famiglie. Ma a riguardo di cosa? Questo serve in assoluto, ma lui si riferisce in questo comunicato stampa espressamente a un argomento, cioè l'estate per i genitori italiani, che è troppo lunga, è troppo faticosa, è troppo impegnativa, perché i ragazzi e i bambini sono a casa da scuola per 4 mesi all'anno, quindi da metà giugno, anche prima, fino a metà settembre, i genitori che lavorano, e diciamo anche coloro che non lavorano, hanno delle difficoltà a intrattenere i figli per questo lungo periodo nei mesi tra l'altro più caldi. Il nostro paese ha le vacanze scolastiche più prolungate di tutta Europa, e questo mette in forte difficoltà le famiglie che non possono permettersi 3 mesi di vacanza per i loro figli e figlie, afferma Daniele Novara. L'unico aiuto per le mamme e i papà arriva dai centri estivi, che però troppo spesso hanno costi elevati, proibitivi per famiglie non benestanti. Una settimana in un centro estivo costa circa 200 € e quindi pensate voi, moltiplicate per il periodo necessario. E inoltre poi ci sono anche le vacanze dei genitori che, come ben sappiamo, anche solo 15 giorni al mare, tutta la famiglia, ha un costo elevatissimo ormai, per cui la chiusura della scuola resta un onere e anche un'angoscia, devo dire, per le famiglie. Pensate a un genitore separato che da solo deve lavorare e ha figlio a casa per tutto quel periodo. Quello che si rischia, che è un rischio veramente reale e concreto, è che il bambino rimanga davanti alla televisione o peggio ai videogiochi dalla mattina alla sera, magari con una babysitter che non parla l'italiano. Voglio quindi lanciare un invito alla politica, scrive Daniele Novara, e io lo lancio insieme a lui: aiutiamo i genitori, se possibile rendiamo gratuiti questi centri, o quantomeno calmieriamo i prezzi, facendo in modo che tutti, anche i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze delle famiglie meno abbienti, possano partecipare, continua il pedagogista. Le vacanze non possono essere un territorio abbandonato ai videogiochi e agli schermi. Ecco, come ho detto io poco fa, le settimane estive rappresentano un'occasione straordinaria, è vero, un'occasione di esperienza che, se ben impiegate, e di conoscenza del mondo extrascolastico, e le istituzioni non possono assolutamente lasciare soli i genitori.
Un grande aiuto in tal senso nei mesi estivi è dato, dagli oratori, ma gli oratori hanno comunque dei costi, sono sostenuti dallo Stato senz'altro, ma e hanno dei costi calmierati. Aiutare economicamente i genitori nell'iscrizione dei figli ai centri estivi è un atto di intelligenza politica, sociale e di solidarietà intergenerazionale, conclude Novara. E io aggiungo di mio che ne verrebbe un vantaggio per tutta la società, non solo perché in un mondo dove stanno bene i bambini, stanno bene, anche le famiglie e quindi l'intera società, ma perché se ne creerebbe un indotto economico di notevole portata. Il settore dei viaggi di istruzione è già abbastanza sviluppato in Italia, ma è potenziale e si potrebbe sviluppare molto di più anche istituendo delle vacanze durante il corso dell'anno. Per esempio in Francia hanno da tempo immemore le vacances d'hiver, le vacanze d'inverno dove i bambini delle scuole vengono portati in settimana bianca e questo ovviamente con costi accessibili a tutti, non certamente a Cortina d'Ampezzo, ma in luoghi di montagna minori, dove si può consentire a famiglie che comunque magari non lo farebbero di portare i bambini nella natura, di insegnargli uno sport, di far praticare degli sport che non sono sempre appunto accessibili a tutti privatamente. Il settore, occupando 3 mesi aggiuntivi, per impegnare i bambini in modo organizzato, in modo sistematico, come se, potesse essere un prolungamento della scuola, quindi magari insieme ai professori, insieme ai compagni, ma senza le materie disciplinari della scuola ordinaria, quindi permettendo ai ragazzi di fare delle esperienze extracurricolari, extrascolastiche, appunto, anche per esempio valorizzare alcune zone del nostro paese che vengono vissute dal turismo solo 2 mesi all'anno, agosto, tutt'al più luglio e il periodo di Natale. E come per esempio mi viene in mente la Sardegna. Sardegna per 9 mesi all'anno non ha turismo, non è sviluppato alcuna forma di turismo. Ultimamente si è sviluppata un po' l'equitazione, il trekking, ma poca roba. Se diventasse una meta per vacanze scolastiche, sarebbe una cosa meravigliosa e anche la regione ne beneficerebbe, oppure penso alle località dove l'economia di montagna è molto difficile, perché anche lì si vede magari un po' di turismo nei periodi estivi, ma poi, sono, luoghi che vengono anche, spopolati perché non rendono, non ci sono attività commerciali, non ci possono essere attività economiche. Se invece diventassero meta per delle settimane di vacanze, sarebbe una grande bella utilità, per il nostro paese. Quindi io ho terminato, concludo, vi do appuntamento a giovedì prossimo, grazie per l'ascolto come al solito da Francesca Corbella. Avete ascoltato Largo ai bambini,